Ciao, sono Christian e ti do il benvenuto a questa nuova video lezione a cura di mattoscacco.com. In questa lezione che cosa parliamo? Parliamo dei nervi d'acciaio che bisogna avere per poter giocare a scacchi. Ovviamente se hai fatto diverse partite, se hai soprattutto disputato dei tornei, ti sarai accorto di come la tensione sale prima di giocare una partita. In questo caso parliamo della tensione pre-torneo. Abbiamo sempre un grande stato di ansia, talvolta anche di paura prima della partita. Perché questo stato d'ansia? Perché noi ci poniamo, diciamo, dei risultati. Ci poniamo dei risultati e quindi dobbiamo assolutamente vincere quella partita. Perciò siamo in tensione perché abbiamo paura di sbagliare e quindi di conseguenza abbiamo paura di perdere. Tuttavia, una cosa dobbiamo considerare: noi non possiamo controllare il risultato. Noi possiamo controllare sì il nostro gioco, ma non possiamo sapere a priori all'inizio di una partita se noi questa la vinceremo, la perderemo, la batteremo. Certo, possiamo conoscere il livello del nostro avversario, che potrà essere più o meno simile al nostro, ma non potremo mai sapere come andrà a finire. Un giocatore più forte potrà pattare con noi, un giocatore più debole ci potrà battere. Quindi veramente l'esito delle partite di scacchi è differentissimo a seconda di molte condizioni. Quindi abbiamo una grande tensione prima della partita perché abbiamo delle sensazioni negative come la paura, per esempio. Abbiamo una grande responsabilità, ci poniamo degli obiettivi. In questo torneo noi vogliamo fare almeno 5 punti, allora dobbiamo vincere tot partite e questa è una delle partite che dobbiamo vincere. Quindi ci poniamo già, diciamo, un obiettivo, il che non è male, è una forte spinta motivazionale, però ha, diciamo, ha anche i suoi risvolti negativi. E poi, come ho già detto, abbiamo paura di perdere. Andiamo a vedere quali sono le possibili soluzioni per cercare di eliminare quest'ansia. Allora, appunto, il rimedio che noi basta sapere già che noi non abbiamo il controllo sulla partita. Noi possiamo controllare il nostro gioco, possiamo cercare di fare le mosse migliori secondo ciò che abbiamo preso sinora, ma non possiamo veramente sapere come andrà a finire la partita. Un'altra cosa che dobbiamo metterci in testa è che il nostro avversario non vedrà tutte le mosse, tutte le possibilità presenti sulla scacchiera. Se il nostro avversario è una seconda nazionale, una prima nazionale, non vedrà certamente le combinazioni che sono in grado di vedere i gran maestre. Quindi stai tranquillo perché come sbagli tu, sbaglierà anche il tuo avversario. Ok? Quindi non pensare che il tuo avversario sia onnipotente, perché altrimenti si rischia di incominciare a giocare in un modo piuttosto difensivo. E sì, va bene giocare di profilassi, ma giocare solo su quello e giocare solo su, diciamo, su dei fantasmi, su delle possibilità remote che ha il nostro avversario, mi sembra una cosa molto limitativa. Inoltre, un atteggiamento molto positivo è quello di capire che ogni volta che perdiamo abbiamo un modo di imparare. Quando è che si impara? Sbagliando, lo dice proprio il detto, sbagliando si impara. Quindi se sbagliamo non dobbiamo farne una tragedia. Sì, perdiamo puntielo, abbiamo speso soldi per quel torneo e magari non vinciamo il premio che tanto desideravamo, però abbiamo appreso che forse vale più del premio e di tutto il resto. Quindi perdendo abbiamo modo di analizzare la nostra partita a tavolino, magari con il nostro avversario se è disponibile, e cercare di capire dove abbiamo sbagliato in modo tale da non ripetere più l'errore. Vediamo invece i consigli di Smyslov, un grandissimo giocatore che ha scritto parecchi libri. Queste sono le sue parole. Lui si metteva in testa, all'inizio di una partita, di dover giocare 40 buone mosse. 40 perché? Perché una partita in media dura 40 mosse, poi ci sono, diciamo, le miniature che durano 15-16 mosse e ci sono le grandi partite che durano 70-80 mosse, ecco. Quindi lui dice, devo giocare 40 mosse buone.
Se il mio avversario farà un errore, allora io vincerò. Ok, quindi è basato quindi sull'errore dell'avversario. Se il nostro avversario fa un errore posizionale o perde un pezzo, noi allora ne approfittiamo e vinciamo. Se il mio avversario farà anche lui 40 mosse buone, faremo patta. Certo, se nessuno dei due sbaglia, si arriva alla patta. Se il mio avversario giocherà come un genio, allora e solo allora perderò. Questo secondo me sono delle frasi che bisogna imparare a memoria in modo tale da poter continuare a ripeterle nella nostra mente prima che inizi una partita. Questo è veramente molto importante. Ok, anche per oggi questa brevissima video lezione è finita. Io spero che veramente ti sia piaciuta, ma soprattutto ti possa essere utile. Se vuoi, ci puoi seguire su Facebook a questo link. Per email puoi richiedere di rimanere informato sui video, ebook e report gratuiti. Su YouTube al nostro canale youtube.com/TheMattoScacco, ma soprattutto sul nostro sito www.mattoscacco.com. Io veramente come sempre ti ringrazio dell'attenzione, alla prossima.